Un premio per il volontariato 900.000 euro dal 5 per 1000. A guidare la classifica c'è Soccorso Alpino 137.000 euro. Sul podio salgono anche Insieme si può e Valbelluna Emergenza. Questa notizia è sulla prima pagina di Belluno del Corriere delle Alpi ed è a firma di Marcella Corrà ed è con questa che apriamo la rassegna stampa di oggi, lunedì 8 luglio. Un grande regalo che viene confermato di anno in anno, è fondamentale per il nostro lavoro e testimonia l'affetto e la stima da cui siamo circondati. Alex Barattin, delegato provinciale del Soccorso Alpino, commenta la scelta di 4.792 persone di destinare il 5 per 1000 delle loro tasse al Soccorso Alpino Veneto per il 2023. I dati sono stati diffusi in questi giorni e mettono al primo posto l'organizzazione di soccorso. Nelle sue casse stanno per arrivare infatti 137.000 euro, in leggero caro rispetto all'anno scorso, anche se sono aumentati i firmatari. Ma come verranno utilizzati i soldi? Per acquistare materiale, imbragature e corde. Fate conto che il 30-35% del materiale che i volontari utilizzano viene dal servizio regionale, il resto è personale. Sono materiali che hanno una grande usura, una corda da 60 metri costa 200 euro e può servire anche solo per un intervento, spiega Barattin. Scegliere il soccorso alpino significa premiare il nostro lavoro, continua Rodolfo Selenati, presidente del Soccorso Alpino del Veneto. Ma i bellunesi hanno premiato tantissime associazioni di volontariato e onlus, un'enormità. In tutto sono arrivati ben 900.000 euro per 233 sodalizi da 29.972 contribuenti. Angeli del Soccorso in grande spolvero, al terzo posto di questa speciale classifica delle donazioni di volontariato, infatti, troviamo Dolomiti Emergency, che vede proprio il Soccorso Alpino tra i suoi soci fondatori. E poi ancora un'associazione di tipo diverso, Insieme si può, che è partita da Belluno nel 1983 è ora diffusa in tutto il mondo, conta 1 migliaio di volontari e una sessantina di gruppi. Daniele Giaffredo, il direttore, presidente è Daniele Dedea ed è appunto al secondo posto e ha ricevuto tante donazioni grazie al 5 per 1000, quasi 65.000 euro grazie alla scelta fatta da oltre 1.800 persone. Per chi volesse approfondire siamo appunto a pagina 18 del Corriere delle Alpi e c'è anche la tabella che mostra la classifica delle donazioni ricevute dal mondo del volontariato. Al quarto posto c'è la Cucchini, l'associazione Cucchini e al quinto l'associazione Apaca. Quindi un grande aiuto per il volontariato bellunese. C'è questa lunga tabella che mostra appunto tutte le donazioni per un totale di quasi 900.000 euro. Andiamo avanti, siamo a pagina 21 dove c'è un'intervista di Francesco Dalmas al senatore Luca De Carlo. Fondi di confine per la pista da bob, De Carlo dice sì, opera strategica. Il senatore sulla polemica della Legacy, il territorio però deve essere messo a conoscenza e condividere i progetti. I fondi dei comuni di confine vanno resi disponibili per ogni possibile progetto che sia condiviso, quindi anche per la pista di bob, rappresentando una legacy ormai certa al di là del dibattito in corso. Ricordiamo infatti che c'è stato appunto un dibattito sull'utilizzo dei fondi di confine per l'utilizzo nelle opere olimpiche, per il loro utilizzo nelle opere olimpiche. Su temi così delicati non vi possono essere imposizioni dall'alto, ma scelte condivise con il territorio. Lo dice chiaro e tondo il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione senatoriale per l'agricoltura e le attività produttive. De Carlo è ben consapevole delle resistenze che ancora ci sono da parte di tanti sindaci sull'utilizzo di risorse dei fondi dei comuni di confine per la gestione futura della pista da bob. Sa bene anche delle remore del presidente del comitato, Dario Bond, considerata l'impraticabilità attuale del fondo per motivi statutari, ma chiede che si faccia uno sforzo di comprensione da tutte le parti per uscire dall'impasse. Resta un problema la copertura delle spese di gestione della pista da bob e slittino dopo il 2026. Si tratta di circa 1,5 milioni di euro. Andiamo avanti, ci spostiamo in un'altra pagina, siamo a pagina 23 e si parla di una manifestazione sportiva. Cortina e Zuel si prendono il palio, a secco tutti gli altri sestrieri.
Polemica da parte di Alverà sul tiro alla fune, problemi sulle posizioni di gara, ma dopo pochi minuti torna al sereno, e ne scrive Alessandro Michielli. Il sestiere di Cortina conquista il palio estivo maschile, il tiro alla fune e il taglio del ceppo, mentre Zuel si aggiudica il palio femminile e il mini palio. Straordinaria prova di Sabrina Boldrin, che nella classifica individuale femminile fa segnare un ottimo 3,59, staccando di ben 24 secondi la seconda classificata Silvia De Zanna e la terza Melissa D'Andrea, entrambe del Chiave, che si deve accontentare del secondo posto. E nella categoria maschile ottima prova di tutto il team Cortina, guidato da Filippo Zangiacomi, con un pregevole 4,03, seguito nella classifica individuale dall'ottimo Alberto Pompanin, ma che non basta al suo sestriere per confermare il titolo vinto nel 2023. E ci sono nell'articolo tutte le classifiche per chi volesse approfondire la notizia. E poi si parla di soccorsi in montagna. Soccorso nella nebbia su una via ferrata, ferito un americano. Soccorso alpino e SUEM impegnati anche sabato sera. Il maltempo rende complesso l'uso dell'elicottero. Sabato sera verso le 20:30 l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove 2 alpinisti a rientro dalla via dei Francesi sul Pan di Zucchero erano rimasti bloccati. Poiché la montagna era circondata da nubi con il maltempo in arrivo, una squadra del soccorso alpino della Val di Zoldo si è preparata per un eventuale trasporto in quota. L'apertura di un varco nella nebbia ha invece permesso l'avvicinamento dell'eli ambulanza. Il tempo di recuperare 2 alpinisti, un 28enne veneziano e un 19enne di Padova, che si trovavano ormai a poche calate dalla parte bassa della parete. E verso le 23:15 è arrivata una seconda chiamata da altri 2 alpinisti che si trovavano sotto il temporale in un punto imprecisato dal rientro dalla Torre Trieste. E ancora invece ieri, passato da poco mezzogiorno, è arrivata la richiesta di aiuto di un escursionista statunitense che era caduto mentre stava salendo da solo la ferrata di Punta Anna e che si era fatto male a una gamba. Quindi un altro fine settimana di soccorsi per appunto il soccorso alpino, e l'appello che viene rivolto nuovamente è quello di affrontare la montagna con responsabilità. E poi un appello che è stato diffuso su Facebook: dedichiamo lo stadio a Papa Luciani e Papa Wojtyla. E il 26 agosto 1979 in quello stadio comunale i bellunesi accolsero esultanti Papa Giovanni Paolo II, pellegrino alla patria del predecessore, Albino Luciani, il Papa del Sorriso. Questo è il testo di una targa sovrastante il portone di accesso dello stadio polisportivo di Piazzale Resistenza di Belluno, che fu collocata a ricordo dell'evento. Ora Renato Bona, giornalista ed ex collaboratore del Corriere delle Alpi, ha lanciato un appello al sindaco Oscar De Pellegrin dalla sua pagina Facebook. Sono programmati importanti lavori di ristrutturazione all'impianto sportivo e l'occasione pare dunque propizia per onorare i 2 pontefici, intitolando loro uno stadio. A Bona ha subito scritto Monsignor Giorgio Lise, artefice delle vacanze papali in Cadore: sarebbe bello concretizzare la tua idea, intanto grazie di cuore. Superiamo la pagina di economia e ci spostiamo in quelle che riguardano il Feltrino. Andiamo nello specifico appunto una notizia che riguarda proprio Feltre. Addio alla passerella sul Caurame a Ponte, sarà ricollocata in un tratto sicuro. L'assessore Bona: cerchiamo di non sprecare soldi, assegnata la progettazione della Fusinetta al monumento. Ne scrive Raffaele Scottini. Il comune ha abbandonato l'idea di ripristinare la passerella sul torrente Caurame in località Ponte, compromessa ormai quasi 6 anni fa dalla tempesta Vaia, ancora prima di essere inaugurata. L'intenzione è di spostarla. Nell'ultima variazione del piano delle opere pubbliche sono intervenute modifiche sulle proposte di finanziamento di interventi a valere sul fondo dei comuni di confine, e il Consiglio Comunale ha approvato l'eliminazione della previsione di consolidamento della passerella ciclabile a Ponte per ricollocarla vicino al ponte sul Caurame. Il quadro è quello della ridefinizione di una serie di progetti finanziati dal fondo, e ora l'amministrazione aspetta il completamento dell'iter di approvazione della scheda, nella quale è inserito il collegamento con la ciclabile della Valbelluna a Busche. Una sostanziale rivisitazione che va a braccetto con la scelta di far transitare la ciclabile per il Canalette, rinunciando al tratto che sulla Cugliada collega Feltre con Santa Giustina. Si parla quindi di opere pubbliche. E poi ancora passiamo al Gazzettino.
Cantiere olimpico, una vita da incubo, e c'è questo approfondimento di Luca Veceglio a pagina 3, scusate, dell'edizione di Belluno del Gazzettino. Quella vita impossibile a 10 metri dal cantiere, mitraglie di martello, il passaggio dei camion e un gran polverone tutti i giorni. I residenti tolleriamo, ma ne venga fuori un bel lavoro. E c'è appunto questo articolo di Luca Veceglio, siamo sul Gazzettino, come dicevo. Qualche volta dall'interno sembra di essere in guerra, come se qualcuno bussasse i serramenti con un arnese direttamente dal poggiolo. Sono le parole di Sandro, uno dei residenti dell'unica palazzina che si trova nelle immediate vicinanze del cantiere del Traforo, a Tai, frazione di Pieve di Cadore. Si tratta di una delle opere olimpiche più importanti per la viabilità cadorina e dovrà venire completata entro il 2026. La galleria farà da variante alla statale 51 d'Alemagna, migliorandole la scorrevolezza. In linea d'aria, la barriera che delimita l'area dei lavori si trova a poco più di 10 metri dal muro della palazzina. Sandro, che attualmente è a casa dal lavoro per motivi di salute, ha preso casa lì con la moglie e un bambino di 8 anni. In totale vi sono 3 appartamenti abitati, 7 persone in pianta stabile. Al piano di sotto c'è anche il bar bianco, che ora è chiuso. La maggior parte degli inquilini ha la camera da letto rivolta verso l'apertura della galleria, ma mai si sarebbero immaginati che sarebbe diventato problematico vivere lì. Ma Sandro si mostra tollerante e comprensivo, raccontando delle difficoltà quotidiane di quella convivenza senza puntare il dito contro nessuno. La sua unica speranza, quella di vedere, una volta terminato il cantiere, un lavoro fatto come si deve. E appunto c'è questa intervista sul Gazzettino, a pagina 27 del Gazzettino. Siamo a Belluno, qui urla e sventa il furto, derubato il vicino, ladri in azione sabato sera a Cavarzano, quando alle 22 sono state viste 3 persone incappucciate. Sul posto gli agenti delle volanti della questura che hanno avviato le ricerche terminate senza esito, e l'articolo è di Olivia Bonetti. Ci sono 3 persone incappucciate e travisate che stanno cercando di entrare a casa mia. Torna l'allarme furti a Cavarzano, dove sabato sera è intervenuta la Polizia di Stato con la squadra volanti. A dare l'allarme una donna che risiede in zona e che ha visto i ladri in tempo reale mentre stavano tentando di entrare nella sua proprietà. È riuscita così a sventare il colpo, ma i malviventi hanno comunque messo a segno un furto in via Pertile. Erano circa le 22 di sabato quando è arrivata la richiesta di aiuto appunto alla prefettura da parte della donna. Gli agenti hanno subito perlustrato in zona a caccia dei presunti ladri, avvistati anche tra le vie Pertile e Zanon. Erano fuggiti dopo che la donna aveva fatto la segnalazione. E se la residente a Cavarzano era riuscita a sventare il furto, non è stato lo stesso per una famiglia di via Pertile che nel momento del raid non era in casa. I malviventi, forse la stessa banda avvistata dalla donna, dopo aver forzato gli infissi, sono entrati nell'appartamento mettendo tutto a soqquadro e rubando oro e soldi. Un altro articolo, siamo in questo caso a Darcy, l'ex cooperativa cade a pezzi, traffico deviato per i calcinacci, ne scrive Valerio Bertoglio. Gli abitanti di Mellame chiedono che venga messa in sicurezza, ma gli ex soci non c'entrano e la ristrutturazione è un vero e proprio rebus. A Mellame, frazione del comune di Arsè, c'è un edificio che da tempo non è sicuro. Si tratta dell'ex cooperativa di consumo che per anni ha avuto un negozio di generi alimentari aperto con un bar molto frequentato. Ora tutto questo non c'è più, solo un immobile che cade a pezzi con grande apprensione di passanti e abitanti. Con ordinanza comunale emessa dal capo dell'ufficio tecnico municipale inizio giugno, il transito nei pressi dello stabile è regolato con un con un senso unico sulla provinciale 38 di Col per. E appunto c'è l'impasse perché nella frazione, perché gli ex soci non c'entrano e la ristrutturazione quindi è un vero e proprio rebus. A Mellame c'è chi aspetta una uguale conclusione per l'ex cooperativa di consumo che non ha trovato un acquirente ma che va rimessa urgentemente in sicurezza, quindi la speranza è appunto quella che venga trovato un acquirente e che quindi l'edificio venga definitivamente sistemato. Leggiamo un ultimo articolo e poi chiudiamo. Siamo a Sedico in questo caso con un articolo di Egidio Pasuc. Rinasce la fontana di Landris, ora sistemate anche le altre. Soddisfazione bipartisan per l'opera effettuata dalla Giunta in economia diretta, richieste anche per le tombe delle vittime del bombardamento di Bibaro. Valuteremo. La fontana malata che
che spasimo sentirla tossire. Vale la pena di scomodare Palazzeschi per celebrare la sistemazione della fontana di Landris, richiesta da tanti anni dalla popolazione. Non a caso il piccolo intervento è stato salutato con molto entusiasmo sulla pagina Facebook Sei di Landris Se, di cui è amministratore Mauro Levorato. La fontana in questione è quella dei giardini della frazione sedicense, non certo una frazione banale, data la presenza in loco di 3 ville venete e di un parco. E la piazzetta della fontana, coi suoi giardini, è quella antistante proprio la villa che fu del conte Miari. A sistemarla è stata l'amministrazione comunale con un piccolo intervento in economia diretta e appunto un intervento che è piaciuto molto ai residenti e all'intera popolazione di Sedico. Ad esprimere il suo compiacimento per il pur semplice intervento è stato anche l'ex vice sindaco Roberto Maraga. E appunto però ora si chiede anche che le opere continuino e si invita a pensare anche alle tombe dei caduti del bombardamento di Brivano. L'Ovisotto prende nota, appunto scritto da una settimana in agenda, verrà sicuramente preso in considerazione, assicura il consigliere delegato al decoro urbano, con i dovuti tempi e le valutazioni sul da farsi. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto, buon inizio settimana e a prestissimo, ciao!